Mercoledì 26 febbraio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno anche da Lorena Dolci. Fra poco andremo dunque da Lorena per leggere i quotidiani regionali. Intanto in questa prima parte c'è la cronaca per cominciare. Il deputato regionale Giuseppe Castiglione, che è stato arrestato nell'ambito dell'operazione Mercurio, si è difeso davanti al GIP rigettando ogni accusa contestata e proclamandosi estraneo a ipotesi di voto di scambio politico mafioso. Ha risposto punto per punto alle domande del GIP il deputato Giuseppe Castiglione, arrestato ieri nell'ambito dell'operazione Mercurio perché è accusato di aver stretto un patto elettorale con la mafia. Un interrogatorio durato circa un'ora, durante il quale Castiglione ha negato qualsiasi addebito, ma ha confermato di conoscere Domenico Colombo, Giuseppe Coco e Rosario Bucolo, tutti e tre indagati in questa inchiesta come lui e tutti ritenuti vicini o addirittura organici alle cosche. Rapporti dei quali però Castiglione dice di non aver mai avuto conoscenza. Su loro segnalazione non ha mai chiesto nulla di illecito, ma soltanto piccoli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a livello cittadino. Sulla delibera del Consiglio Comunale di Catania riguardante il regolamento del cimitero, il deputato ha raccontato di averla portata d'urgenza in aula sol perché si rischiava di perdere un finanziamento da 1 milione di euro. Ma quella delibera, proposta dalla Giunta Comunale di allora, non è stata toccata ma approvata così com'era, sostiene Castiglione. Proprio su questo i 5 Stelle, Ciancio e Bonaccorsi, chiedono adesso al Consiglio Comunale di Catania di accendere i riflettori. Intanto la Commissione Antimafia ha avviato le procedure per la decadenza del deputato dal suo incarico proprio in antimafia e il presidente Caracolisci annuncia la presenza dell'organismo a Catania nei prossimi giorni. Ho concordato col prefetto qualche giorno fa, prima che succedesse, almeno si avesse notizia del fatto di cronaca, che proprio a Catania faremo il 13 marzo l'incontro con le forze dell'ordine, con i magistrati, ma anche con i sindaci. Ed è questa la caratteristica con la quale questa commissione sta cercando di svolgere una funzione di tenere i fari accesi e chiamare a una responsabilità supplementare le classi dirigenti che governano i territori. L'avvocato di Castiglione, Salvo Pace, al termine dell'interrogatorio ha comunque annunciato che presenterà ricorso al Tribunale del riesame per chiedere la scarcerazione del deputato. E allora andiamo subito da Lorena per i quotidiani. Anche oggi la notizia del Blitz Mercurio e non solo nelle pagine interne ma anche sulle prime. Certo, e sono tanti i dettagli che emergono tra le pagine di questa ordinanza. Andiamo a vederne alcuni sul quotidiano La Sicilia. Politica e mafia, a Catania si stringevano accordi davanti a un bicchiere di vino e un piatto di carne arrostuta. La spartizione del potere, d'altronde, si è quasi sempre decisa a tavola. Andiamo a vedere più tardi nel corpo del pezzo queste cene. La lista degli ospiti aumentava, ma quello d'onore era sempre uno, appunto Castiglione. Colombo al telefono lo precisava: quello che gli dobbiamo dare il voto è il presidente del Consiglio di Catania, e poi aggiungeva: Mbare è un deputato della regione, ci può servire, Mbare è un pezzo grosso. Colombo spiegava al suo interlocutore l'importanza di sostenere Castiglione. Certo Mbare, ma stai scherzando, è una persona di un certo livello e noi non stiamo puttando per famiglia. Per la GIP queste conversazioni sarebbero la voce di quella che sarebbe stata la merce di scambio, e cioè che l'appoggio elettorale a Castiglione aveva come scopo quello di ottenere favori e vantaggi che potessero agevolare l'intera associazione. Ma vi voglio fare vedere anche un altro dettaglio che emerge invece da Repubblica. Spunta cioè un libro mastro delle elezioni truccate dal clan Santa Paola. E perché? Da dove nasce il riferimento a questo libro mastro? I Santa Paola, scrive Repubblica, controllavano il voto a porta, così dicevano, senza sospettare di essere intercettati dai carabinieri del ROS. Mbare, questo è l'appellativo che ricorre sempre. Io ho un quaderno, spiegava ancora Colombo a Castiglione durante la campagna per le regionali del 2022. Li scrivo tutto, nome, cognome. Tieni, vatteli a controllare. In quel quaderno, che adesso i carabinieri stanno cercando, c'è appunto il libro mastro delle elezioni truccate da Cosa Nostra. Chissà se oltre ai nomi degli elettori reclutati dal clan ci sono anche i nomi dei beneficiari. E adesso voltiamo pagina, siamo al reddito di povertà. Ieri è scattato, è stato il click day per le domande. I requisiti ovviamente sono legati all'ISEE.
vi spieghiamo ancora come avere il contributo una tantum per le famiglie in difficoltà economica, ma ieri comunque sono stati davvero tantissime le persone che hanno fatto richiesta di questo sussidio. Dopo soltanto 6 ore dall'avvio della piattaforma per richiedere il reddito di povertà, erano già oltre 1.500 le richieste presentate all'IRFIS per ottenere il contributo di solidarietà. Ieri a mezzogiorno il sistema ha infatti iniziato a percepire le richieste e in serata le istanze pervenute in soldoni ammontano a circa 4 milioni e mezzo di euro, con una media di circa 3.000 euro a famiglia. Altre 5.000 sono le domande in bozza in attesa di essere inviate. Non si tratta di un click day, ma verrà stilata un'apposita graduatoria. C'è tempo fino al 15 aprile. Per il presidente della regione siciliana Schifani si tratta di un grande successo, visto che in poche ore sono stati oltre 10.000 gli accessi alla piattaforma digitale senza alcun problema. Dai primi dati, rassicura il governatore, si riuscirà ad andare incontro alle richieste di 10.000 famiglie siciliane che vivono in condizioni di difficoltà economiche. Le domande possono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata. La selezione avverrà sulla base di criteri economici e sociali, dando priorità ai nuclei familiari con minori, persone in situazioni di disagio e famiglie monogenitoriali. Il nostro sito è stato appena ristrutturato proprio per essere chiaro nella parte che riguarda gli incentivi Sicilia, quindi irfis.incentivisicilia.it. Negli ultimi 2 anni sicuramente l'attività di IRFIS può dirsi connotata da questa attenzione al sociale, perché il governo siciliano ha deciso con la propria politica economica di sostenere l'economia e quindi lo sviluppo dell'economia siciliana, anche con un'attenzione particolare alle famiglie bisognose. C'è anche un'altra misura gestita dall'IRFIS, riguarda l'abbattimento degli interessi sui mutui per le medie e piccole imprese siciliane, per la quale il governo regionale ha stanziato 45 milioni di euro. Hanno già presentato richiesta 5.700 aziende per un ammontare di 46 milioni e mezzo di euro. Per questa misura c'è tempo fino al 4 marzo. Nel servizio era intervistato il presidente dell'IRFIS, Yolanda Riolo. Adesso andiamo proprio a questa invasione proprio sul sito dell'IRFIS. Sì, perché c'è stato un vero e proprio boom di istanze, come ci dice anche Repubblica, reddito di povertà, boom di istanze, raggiungeremo 10.000 famiglie. Vediamo quante sono nel dettaglio. Nel primo giorno della nuova misura, in 6 ore, pensate, sono arrivate oltre 6.500 domande, ipotecata già la metà dei 30 milioni stanziati. Migliaia di siciliani già in fila per ottenere il reddito di povertà, come abbiamo ricordato, un bonus una tantum da 5.000 euro al massimo a famiglia, per il quale la Regione ha stanziato 30 milioni di euro. Numeri che confermano le perplessità sull'efficacia della misura sollevata da tempo dai sindacati. Soltanto i nostri CAF hanno elaborato in queste settimane circa 10.000 modelli ISEE per richiedere il reddito di povertà. Ma, come ci spiega poi la Gazzetta del Sud, non è una corsa, quindi non è che arriva prima, alla fine conterà la graduatoria. Il boom di domande era prevedibile, ma all'IRFIS hanno davvero allargato le braccia, un po' l'abbiamo percepito anche dall'intervista, quando si sono accorti che in un momento della giornata ieri c'erano circa 10.000 persone collegate alla piattaforma appunto per chiedere il reddito di povertà. Alla fine sono state 1.500 a riuscirci, ma restano pendenti, ferme ancora allo stato di bozza, altre 5.000 richieste, ed è stato solo il via ad una corsa che arriverà al traguardo il 15 aprile, quindi ancora c'è tanto tempo per presentare la domanda. Ancora tanto tempo davvero. Grazie Lorena, fra poco torniamo da te. Anche Catania, Caltanissetta, Messina e Palermo tra le province italiane che sono state oggetto di un maxi blitz della polizia, che ha controllato soprattutto alcune aree di spaccio della Movida, circa 13.000 giovani, di cui 3.000 minorenni, perquisiti immobili, istituti scolastici, strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnate e anche diversi luoghi di aggregazione. Tra i reati che vengono contestati in questa operazione, in questo blitz, furto, spaccio, rissa e detenzione illegale di
armi. Adesso siamo a Catania, si punta alla riqualificazione del quartiere di San Cristoforo. C'è stato un nuovo incontro a Palazzo di Chiedici dopo l'approvazione del cosiddetto decreto emergenze che stanzia fondi per alcune città italiane e tra queste c'è proprio Catania. Sentiamo anche le parole del sindaco Trantino. Eccola in queste immagini la linea di finanziamento prevista dal decreto legge del 31 dicembre scorso che stanzia risorse per fronteggiare situazioni di particolare emergenza in alcune città, tra cui Catania, dove si punta alla riconversione del quartiere di San Cristoforo, con un piano straordinario di interventi infrastrutturali e progetti di riqualificazione sociale al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile. Di questo si è tornato a parlare a Palazzo dei Chierici, un nuovo incontro generale di verifica e approfondimento delle proposte avanzate dagli attori istituzionali, del terzo settore e dalle organizzazioni sociali e di base, dagli istituti scolastici e dalle parrocchie. Per il sindaco Trantino si tratta di un cammino lungo ma che comincia, come tutti i cammini, con un primo passo. Il decreto San Cristoforo costituisce una opportunità di riqualificazione, non la definirei di rigenerazione perché stiamo parlando di una cifra che intanto è stata ridotta a 20 milioni e comprensiva di IVA significa una quindicina di milioni per l'esecuzione dei lavori da considerare. Quindi non possiamo certamente pensare di poter compiere chissà cosa rispetto a un fabbisogno che pur in una ipotesi minima l'abbiamo quantificato in almeno 300 milioni di euro. Se poi volessimo pensare a una rigenerazione dell'intero San Cristoforo non ci sarebbe da pianificare interventi per non meno di 1 miliardo. Però non ci possiamo lamentare, ora dobbiamo concentrarci sugli interventi sapendo che seppur non possono essere risolutivi comunque devono essere un importante segnale di ripresa per il quartiere. Un centinaio le proposte presentate, tra queste quelle che riguardano il miglioramento delle scuole di San Cristoforo e l'asse viario di via Playa come strada d'accesso principale dal centro storico al mare. I progetti saranno ora cerniti e presentati al commissario straordinario di governo. Allora, Lorena. Nel dettaglio appunto questa affollata assemblea di ieri per illustrare i progetti che verranno finanziati da questi fondi. Fondi intanto, come abbiamo sentito, che sono stati ridotti di 1/5. I fondi del decreto Caivano basteranno ora solo per 4 grandi operazioni: un percorso verde fino al faro, il rifacimento della scuola Dusmet Doria, campi sportivi all'aperto ed una palestra. Ma c'è anche una rinuncia, scrive Leandro Perrotta, riguarda l'intervento a maggior costo preventivato. Volevamo recuperare l'ex conceria di via Playa, ma non lo faremo perché gli interventi possono essere solo su immobili di proprietà del comune. Nel piano presentato ieri c'è però il recupero dell'ex sito industriale, attualmente all'asta per oltre 1 milione, che doveva costare 8 milioni e mezzo, con l'intento di stabilire qui un istituto comprensivo, ovvero il vicino plesso dell'istituto Dusmet Doria, che verrà invece demolito e ricostruito. Insomma, tante cose da fare con la partecipazione di tante associazioni. C'erano ben 83 realtà del cantiere per Catania guidato dall'ex prefetto Claudio San Martino, parrocchie, associazioni, insomma un lunghissimo elenco, difficile da elencare tutto, ma come sottolineato dal sindaco Trantino tutti gli studi e le proposte saranno preziosi per il piano urbanistico generale. Sicuramente una prima goccia che non è poi neanche tanto piccola, ma che contribuirà a cambiare il volto di questo quartiere. E adesso ci occupiamo ancora dell'Etna. Continua tra alti e bassi l'attività eruttiva che è iniziata lo scorso 8 febbraio e che ha portato proprio sul vulcano migliaia di turisti. Gli esperti però avvertono che è una maniera pericolosa andare sull'Etna senza, diciamo, gli esperti che ci possano guidare, che ci possano accompagnare. La colata più a nord è attiva e si dirama in piccoli bracci di minore entità, il fronte più avanzato invece si sovrappone a se stesso e si raffredda dopo pochi chilometri, mentre dal cratere di sud-est si sentono forti boati anche da lontano per le esplosioni che continuano incessanti. Non smette l'Etna di farsi notare con alti e bassi a distanza di 3 settimane dall'inizio dell'attività eruttiva, lo scorso 8 febbraio, dalla frattura che si è creata alla base della Bocca Nuova e che ha dato vita a uno spettacolo di fuoco e magma che continua ad attirare curiosi, giovani, vecchi, donne, bambini. Si può incontrare chiunque sui sentieri verso le zone di lava, una situazione che crea però preoccupazione tra gli esperti. Molto spesso infatti si tratta di turisti improvvisati, male equipaggiati, che si avvicinano troppo alle lingue di fuoco. E così, dopo le ordinanze inibitorie dei comuni etnei, la Guardia Forestale allerta a non muoversi incautamente e ad affidarsi a guide esperte. I vulcanologi dell'INGV di Catania continuano i rilievi sulle zone sommitali. Con un drone hanno realizzato un video da dove è possibile vedere come il campo lavico sia diventato complesso, ricco di fratture e con sovrapposizione di diverse unità di flusso. Lungo la colata la lava
lava presenta bocche effimere da cui emerge incandescente dopo essersi ingrottata, ovvero dopo aver percorso un tratto del suo cammino all'interno di bracci estremamente raffreddati. Il punto di emissione lavica principale è variato di quota, spostandosi da 3.070 metri a 2.980. I flussi più estesi, che hanno superato i 4 km di lunghezza, hanno determinato l'estensione massima del campo lavico raggiungendo quota 1.840 metri. I ricercatori hanno realizzato dei modelli sull'avanzamento della colata e sulla stima della pericolosità tramite mappe che possono essere interrogate ogni volta che si apre una bocca eruttiva. Regolare si presenta invece l'attività dell'aeroporto di Catania. Le immagini che arrivano dall'Etna sono sempre affascinanti. Sì, ne abbiamo viste di tutti i tipi, soprattutto quelle con i droni che sono spettacolari, e naturalmente poi c'è gli occhi dell'INGV che continuano a monitorare la situazione di questa Etna. Questa volta ci offre un'eruzione un po' più lunga, ci sono nuove fonti di flussi lavici, monitoraggio dell'INGV, ora sono 4 le bocche esplosive e soprattutto possiamo dire che tra gli scenari attesi l'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ipotizza frequente attività stromboliana accompagnata da emissioni laviche, ma non si esclude un'evoluzione dei fenomeni verso un'attività più energetica con formazione di colonne eruttive e nubi di cenere, quindi uno spettacolo che presumibilmente andrà avanti ancora per diversi giorni. E adesso invece ci occupiamo di Tari, contribuenti catanesi esasperati per avvisi di pagamento cosiddetti a strascico. In molti hanno già pagato, per tutti il consiglio è di conservare sempre le bollette. Si scrive Tari, si legge Caos, ed oltre ad essere un salasso per i contribuenti catanesi, rappresenta un vero e proprio incubo. In una città con la tassa sui rifiuti tra le più alte d'Italia, ma che affoga tra l'immondizia con microdiscariche in centro ed in periferia, suona come una beffa ricevere avvisi di pagamento datati nel tempo, costringendo i cittadini ad un calvario con destinazione finale Palazzo dei Chierici, rigorosamente vietato a taccuini e telecamere. Il clima di tensione è palpabile, anche noi siamo costretti a restare fuori. Poco male perché basta stazionare davanti al portone per raccogliere le testimonianze dei contribuenti. È arrivata una notifica degli anni 2018-2019 per una sanzione di Tari non pagata. Non è assolutamente vero, perché fortunatamente posso attestare che ho tutti i bollettini pagati per quegli anni. Sono sempre, tra virgolette, rogne. E per fortuna che lei aveva conservato le bollette. Ah certo, i poverini, anzi io faccio un appello, ci vogliono ricevuto, carte parlano. Sono venuto da Varese apposta per spiegare questa pratica della Tari che mi è arrivata un'ingiunzione. C'è chi viene da Monaco di Baviera e quasi quasi maledice. Chi me l'ha fatto fare? No. Un altro mondo, non possiamo paragonare i servizi che ci sono lì e i servizi che ci sono. Innanzitutto pago io un terzo di quello che pago qua. E i servizi sono fantastici, formidabili. Oltre al danno, la beffa, il 16 marzo incombe la scadenza della prima rata, ma gli avvisi cartacei non sono ancora arrivati. Chiarisce tutto l'assessore al bilancio Marletta. Il 16 marzo è un termine ordinatorio non perentorio, cioè non c'è nessuna sanzione se viene pagata dopo. Il catanese che non riceve il bollettino può o attraverso il sito del comune arrivare nella finestra dei tributi oppure attraverso l'app Catania Semplice e verificare la propria posizione. Il servizio di riscossione Tari è stato affidato dal comune a Municipia SPA. Andiamo a chiudere la rassegna stampa di questa mattina, quella regionale, con Lorena Dolci. Vediamo altre notizie dai quotidiani. Sì, vediamo la prima pagina del quotidiano di Catania. La Sicilia mette questa fotonotizia con questo gioco di parole, i senza letto. Si parla di posti in terapia intensiva e pronto soccorso dalla Corte dei Conti, bacchettata alla Regione. Gli interventi post-Covid sono fermi tra il 21 e il 33%. E poi andiamo a vedere appunto nel dettaglio questa notizia, anche riportata da Repubblica. Letti e pronto soccorso, la Corte dei Conti boccia la sanità siciliana. Per i giudici contabili gli ultimi governi di centrodestra hanno provocato un danno da 70 milioni. E poi andiamo a vedere la prima pagina del Giornale di Sicilia. Anche qua torniamo all'inchiesta Mercurio, i torbidi affari del deputato, ma anche il flop dei posti letto con il timbro del Covid. I 70 milioni in più furono stanziati quando l'emergenza pandemica si stava già per concludere
concludere, soldi che peraltro non sono serviti a colmare il gap con il resto d'Italia. I magistrati contabili hanno chiuso le indagini e questa è davvero un'occasione persa. E poi sulla Gazzetta del Sud, a Messina, il caso arsenico, i nodi di Conteste, la zona sud di Messina dove è stato portato questo materiale da scavi di Risulta. L'idea di coprire l'ultima parte del torrente San Filippo fa parte anche del progetto Ponte sullo Stretto. Cosa dice il carteggio tra comune e consorzio sul presunto inquinamento nell'area della zona sud che sta allarmando tanto i residenti? E poi una curiosità, piove sulla tomba di Giovanni Falcone, siamo su Repubblica, via ai lavori per salvare San Domenico, 600.000 euro di fondi PNRR per le opere all'interno del Pantheon. L'ultimo intervento risaliva al 1950. E poi una notizia sportiva. La crisi rossa-azzurra, domenica chi gioca è la domanda. Il tecnico deve fare i conti con un organico ridotto all'osso, ieri un'altra tegola, Stoppa squalificato per 2 giornate, il club farà ricorso, di certo c'è un Catania in emergenza, gli assenti sono 11, Toscano nei guai per la gara con il Foggia. C'è fuori una squadra intera, 3 infortuni e squalifiche, sono out un portiere, 4 difensori, 5 centrocampisti e un attaccante. Angelo, nessuno meglio di te sa quanto questa sia una brutta gatta da pelare. È una brutta notizia, fra le altre cose già durante diretta Stadio Domenica avevamo parlato con Toscano proprio di questa vera emergenza che il Catania dovrà affrontare contro il Foggia. Toscano ha detto, insomma, sempre 11 andranno in campo, rimetterà insieme 11 giocatori, però il problema è che il Catania ha bisogno di fare risultato. Adesso fra poco torniamo da Lorena per la rassegna stampa nazionale, è il momento di collegarci come ogni mattina con la polizia stradale, il compartimento della Sicilia orientale, andiamo a Lentini e siamo sulla strada, quindi sull'autostrada, c'è con noi il sovrintendente Mirko Zalfina, buongiorno, e ci dà le ultime sulla viabilità intanto. Sì, salve, buongiorno a tutti i telespettatori e grazie sempre per questo appuntamento e questo spazio che ci riservate ogni mattina. Cominciamo con dare le nostre informazioni e i soliti rallentamenti sulla A18 Catania, Messina-Catania, tra lo svincolo di Giarre per presenza di cantiere e lo svincolo di Acireale. Per quanto riguarda invece la tangenziale di Catania, abbiamo il solito traffico intenso in direzione Siracusa dai caselli di San Gregorio fino ad arrivare allo svincolo zona industriale direzione Siracusa. Lo stesso vale anche per la 18D, la diramazione che collega la tangenziale di Catania con il centro di Catania, in direzione centro ovviamente. Per quanto riguarda invece la A18 Catania-Siracusa-Modica, il tratto di strada tra Avola e Cassibile in direzione nord è aperto, ma persiste sempre il divieto per i mezzi pesanti superiori ai 75 quintali. Per quanto riguarda invece la A19 Catania-Palermo, persiste la chiusura dello svincolo di Enna in ingresso e in uscita in direzione Catania. Si consiglia per raggiungere Enna sempre lo svincolo di Mulinello o Dottagno. Abbiamo anche oggi la chiusura della rampa di immissione dello svincolo di Caltanissetta direzione Catania. E una novità è quella che nella serata di oggi, quindi dalle 22 fino alle 6 di domani mattina, del giorno 27 febbraio 2025, abbiamo la chiusura totale di tutta la carreggiata Catania-Palermo, dallo svincolo Mulinello alla piazzola di sosta denominata Ferrarelle. Invece la carreggiata opposta, quella che collega Palermo con Catania, abbiamo lo svincolo di Enna, la chiusura tra lo svincolo di Enna e lo svincolo di Mulinello. Per quanto riguarda invece la SS 192, a causa dei lavori che persistono sul fronte del ponte di Taino, si consigliano il percorso alternativo a tutti gli utenti delle SS 192 sulla A19, il percorso alternativo che ci sarà che persiste fra lo svincolo di Agira direzione A19 fino allo svincolo successivo di Catena Nuova in direzione Catania e viceversa direzione Enna. Passiamo ora alle nostre consuete raccomandazioni. Nel 19 dicembre abbiamo l'investimento del codice della strada, come tutti sappiamo, atto a garantire maggiore sicurezza agli utenti della strada. Questo ha comportato delle sanzioni accessorie e pecuniarie superiori per quanto riguarda le norme di comportamento. Le norme di comportamento, quelle che ci riguardano di più, che causano molti più incidenti, sono
rimane sempre quello, l'uso del telefonino. La polizia stradale vi consiglia, per quanto è possibile, di non utilizzare il telefono alla guida, o se comunque dovete farlo, fatelo utilizzando dei kit viva voce o i sistemi che ci sono all'interno dei veicoli. A volte quei 3 secondi si scende, magari si guarda quel telefonino per i messaggi o per il WhatsApp, come tutti sapete, comportano dei gravi disagi, delle gravi problematiche. Noi che siamo su strada li vediamo tutti i giorni con gli incidenti. Vi vogliamo sensibilizzare parecchio su questi argomenti e cercare di evitare quanto più possibile l'uso del telefonino alla guida. Detto ciò, la polizia stradale vi augura una buona strada, tutti i colleghi su strada impegnati per salvaguardare la vostra sicurezza vi augurano una buona giornata. Questo è tutto dalla Polizia Stradale Sicilia Orientale, distaccamento di Lendini. Vi auguriamo una buona giornata a tutti. Grazie per questi consigli preziosi, grazie alla sovrintendente Mirko Zalfina, buon lavoro. Anche oggi l'appuntamento è rinviato a domani. Adesso vediamo la viabilità invece sulla città di Catania, siamo sulla circonvallazione Tondo Gioieni, vedete traffico piuttosto intenso in entrata in città, cioè verso Ognina, piuttosto tante le automobili, mentre invece in direzione Policlinico la situazione è certamente più tranquilla. Anche oggi situazione relativamente tranquilla su via Vincenzo Giuffrida, traffico in entrata sostenuto, ma anche quello in uscita devo dire che non è da poco. Adesso ci fermiamo perché abbiamo da fare la prima sosta, dopo torniamo da Lorena Dolci per la lettura dei quotidiani nazionali con le notizie dall'Italia e dall'estero. A dopo. Adesso le altre notizie, quelle che arrivano dai quotidiani nazionali con Lorena Dolci. Grazie Angelo, dunque diamo un'occhiata ai quotidiani nazionali che spaziano intorno a queste 3 notizie, una a metà tra politica e gossip, quella che riguarda il caso Santanchè e le sue borsette false, e poi una notizia molto più seria che arriva dagli scenari internazionali e che riguarda la difesa europea, un cambiamento epocale dalla seconda guerra mondiale. Gli stati europei adesso devono cominciare a pensare a proteggersi da soli, e poi andremo a vedere anche come sta il Papa, le sue condizioni diciamo subito che stanno migliorando. Quindi guardiamo le prime pagine e poi entriamo nel dettaglio. Il Corriere della Sera, ecco in prima pagina la notizia europea, difesa spinta dell'Europa, truppe in Ucraina, l'Italia se ci sarà l'ONU. L'accordo sulle terre rare che riguarda invece l'Ucraina, Zelensky verso il sì al Trump. Vediamo poi La Stampa, difesa europea, ancora taglio alto, il piano Ursula, debito comune, banca per il riarmo, obiettivo 700 miliardi, Londra coinvolta a 5 anni dalla Brexit, e questa forse è l'occasione per il ritorno. La Repubblica invece dedica il taglio di apertura al caso Santanchè, la destra salva Santanchè, la Camera respinge la mozione di sfiducia delle opposizioni dopo l'indagine per truffa all'Inps, l'attacco alla sinistra, combattete la ricchezza. La segretaria del PD Schlein risponde: il governo pensi alle bollette e non alle borsette. E poi vediamo un'anticipazione sul Papa, il Papa, condizioni critiche ma stazionarie. E allora partiamo appunto dal caso Santanchè, anche perché diciamo è la parte più leggera. Il Fatto Quotidiano sintetizza con questa espressione la posizione della Santanchè: mi odiate perché sono ricca, e poi precisa ancora la Santanchè, tacco 12, borse e bei vestiti, rappresento plasticamente tutto ciò che voi detestate. Una specie di show che ha fatto la ministra in aula, su di me un ergastolo mediatico. E vediamo questi momenti della sua difesa. Da sinistra quando replica la mozione di sfiducia, poi un bacio dal ministro della cultura Alessandro Giuli, e poi mentre cerca qualcosa in borsa su cui ormai si sono accesi i riflettori dopo il caso appunto delle bollette false. Ma andiamo ad occuparci adesso di uno scenario molto più serio e anche più drammatico, quello della sicurezza europea, e quindi andiamo a vedere su Repubblica: Europa, scatta l'emergenza su Ucraina e sicurezza.
sicurezza, truppe dell'Unione Europea solo con gli USA. Oggi c'è un summit straordinario dei leader perché Macron deve riferire dell'incontro con Trump, poi voleranno in Inghilterra. Quali sono i nodi? Il coinvolgimento nei negoziati di pace e la missione europea in vista del vertice America-Russia. Ma attenzione, Parigi lancia l'allarme e il tycoon, ovvero Trump, non ha rassicurato il presidente francese sui futuri rapporti transatlantici, e cioè su quello che dovrebbe succedere in un ipotetico dopo NATO. Addirittura sul tappeto c'è anche la questione di soldati, di mandare soldati. L'Italia è un paese che si professa pacifista, sì ai soldati se ci sarà l'ONU. Questa è l'apertura di Palazzo Chigi, che trova però lo stop di Salvini. Salvini non ci sta e dice sarei cauta. Non c'è mai stata l'ipotesi di truppe italiane sul suolo ucraino, ma cosa diversa sarebbe una missione internazionale con il cappello dell'ONU in contesto di pace. Insomma, italiani in campo soltanto con i caschi blu e soltanto una volta che si sia arrivati ad un accordo di pace. E intanto cosa succede in Ucraina con questo ribaltamento dello scenario e Trump che dialoga più con Putin che con Zelensky? Kiev senza più armi americane? La risposta: abbiamo riserve per 6 mesi. Arrivano rifornimenti alternativi. Qual è il ruolo degli alleati? Vitali però le difese antiaeree USA, e quindi l'Ucraina non può ancora fare a meno del supporto militare degli Stati Uniti. E adesso l'altro capitolo, quello che riguarda il Papa. Condizioni critiche, scrive Repubblica, ma stazionare. Il Papa vede Parolin, che è segretario di Stato, e sua vice, ha autorizzato nuovi beati e santi, ha annunciato anche un concistoro. Chi è tra questi nuovi beati? Troviamo Salvo D'Acquisto, carabiniere, eroe che si sacrificò per salvare 22 innocenti. L'eroe Salvo D'Acquisto sarà beato. Ricostruiamo un po' questa vicenda. Morì gridando viva l'Italia pochi istanti prima dei colpi di mitra dei paracadutisti dell'esercito tedesco. Il suo corpo cadde a fianco di quella fossa comune scavata per seppellire 22 civili innocenti che lui invece aveva salvato. Del sacrificio del carabiniere morto a neppure 23 anni esistono testimonianze dirette, e proprio in base a queste testimonianze il Papa ha deciso di dare il via all'iter per la sua beatificazione. Torniamo un attimo a dare un'occhiata alle questioni internazionali, anzi andiamo a casa degli Stati Uniti, perché anche lì c'è una rivoluzione in atto, soprattutto per l'intervento di Elon Musk, che è stato nominato quale tagliatore di teste, ed è quello che lui sta facendo, provocando il caos dopo le mail. Mister Tesla, appunto Elon Musk, aveva spedito un questionario ai dipendenti pubblici minacciando di cacciare chi non avesse risposto, elencando gli obiettivi che aveva raggiunto. Dopo le proteste di CIA e di FBI è scattata una mezza marcia indietro. E poi facciamoci un sorriso con questa foto, ovviamente una foto fake, con Trump che bacia i piedi di Musk, caccia all'autore del video fake un Donald Trump adorante che bacia i piedi di Elon Musk. E ovviamente sopra la scritta lunga vita al vero re, e quindi, come dire, non è Trump che comanda, ma il vero re, il vero presidente degli Stati Uniti è Elon Musk, e vedremo se si troverà l'autore. Anche il fisco italiano mette Elon nel mirino, ci deve 12 milioni, evasione dell'IVA di Twitter, il suo social network posseduto, la Procura di Milano all'attacco per il periodo 2016-2022, prima che il social cambiasse nome chiamandosi X sotto appunto Elon Musk. E poi un'altra tragedia dei migranti. Potevamo salvarli, l'accusa del capitano sulla strage di Cutro. Il 5 marzo, a 2 anni dalla tragedia del mare, la prima udienza sui mancati soccorsi. E qui vediamo le croci sul luogo del naufragio del 26 febbraio di 2 anni fa, per commemorare gli oltre 100 migranti morti in mare. Tra loro, ricordiamo, c'erano anche tante donne e bambini. Il 5 marzo inizia il processo per i ritardi nei soccorsi.
E poi una notizia di economia che in qualche modo ci riguarda, perché cosa ci dice? Auto, mercato fermo, ma in controtendenza rispetto a quello che è successo negli ultimi mesi, elettrico in ripresa. Pronto il piano dell'Unione Europea. A gennaio meno 2,1% per le immatricolazioni, ma come dicevamo l'elettrico in ripresa, e questo ha una diretta conseguenza sulla ST, il colosso della microelettronica, che come sapete ha un grosso stabilimento anche a Catania e che risente di questo calo generale. A parte queste ricadute economiche, c'è una guerra ai vertici. ST, il MEF, il Ministero dell'Economia e Finanza, vuole cambiare Chery inadeguato. I soci francesi resistono. Cosa accade? Che il Ministero, guidato da Giorgetti, torna all'attacco dell'AD, del produttore di microchip, che è posseduto al 50% dal governo italiano e francese. Sembra una guerra dell'Italia con la Francia. Il Ministero dice: abbiamo alternative, cerchiamo un nome condiviso. E poi ancora questa tragedia tutta personale, la morte del figlio del senatore di Forza Italia Mario Occhiuto. Lo vedete qui ancora sorridente, una tragedia di un disagio personale. Lui, il padre, ricorda: la mia ultima supplica, non perdere la speranza, ma lui, il ragazzo, non ha visto spiragli. Occhiuto il figlio Francesco, la rassegnazione di un padre, l'amore di una famiglia non basta. Il ragazzo si è lanciato dalla finestra, aveva un solo sogno, ricorda ancora il padre, aiutare chi stava male. Francesco era dottorando in psicologia, probabilmente studi che voleva aiutassero anche lui, ma non ce l'ha fatta. Ci fermiamo qui, a te Angelo. Grazie Lorena, allora torniamo più avanti con i giornali, adesso vediamo le previsioni meteo e dopo i primi ospiti della mattinata. Bentrovati da Nikos Chiodetto. Nella giornata di mercoledì ci sarà il transito di una perturbazione sull'Italia con piogge e qualche rovescio non solo sul nord-est ma anche al centro-sud. Solo la Sardegna, la parte nord-occidentale, vedrà una fase stabile e soleggiata. Sulla Sicilia instabilità con il passaggio di piogge e qualche rovescio a sfondo temporalesco. Clima ventoso, venti generalmente moderati o qualche raffica forte e rinforzo da ovest e sud-ovest. Temperature, la parte più mite sarà quella ionica, dove toccheremo anche i 20-21 gradi come Siracusa e Catania. Per giovedì ancora un po' di instabilità più probabile sul lato settentrionale dell'isola, questa volta i venti saranno in rinforzo tesi di maestrale con Mar di Sicilia e Tirreno meridionale molto mosso. Le temperature con i venti di maestrale in flessione sia nei valori minimi che massimi. Ulteriori dettagli e approfondimenti per i prossimi giorni scaricando l'app di Trebi Meteo. Devi sapere che i funghi pleurotus, questi di qui, trattati con aglio, prezzemolo e un po' della loro acquetta, hanno un sapore quasi come se fossero vongole. Ah, precise per proprio. Cui facciamo un falso ragù. Cioè, stavo pensando alla stessa cosa, diciamo, ora queste vongole fresche di acitrezza. Dove le pescate? Ecco, facciamo questo lavoro qua. Sono quelle dell'Argentina? No, sì, esatto. Quelle... Guarda, si stanno schiudendo. Dobbiamo tenere l'acqua da parte, giusto? Ah, hai tolto la rete? Sì. Quelle dentro la cozza. Sono già... La cosa, come si chiama? Il muschietto. Il muschietto, che cos'è il muschietto? Metto? Io? Vai. Ecco. Metti così, magari dentro la padella. Che scappano, sono vive. Allora, quindi l'hai assaggiata? Andiamo avanti. Di nuovo Ma hai messo un altro po' di sale per caso? No, l'ho lasciato come... Basta, la pasta devo condire. Com'è? Cari. C'è un pezzo di conchiglia di dentro. Cioè, ma è normale? È normale? A questo punto.
Allora, c'è chi la vuole cotta, ci mette un po' di buon umore stamattina. Allora, buongiorno, i primi ospiti. Con noi c'è l'assessore all'ecologia del Comune di Catania, Massimo Pesce, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E poi abbiamo anche Marco Mursia, che è referente di Comieco, cioè il Consorzio Nazionale del Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base di cellulosica. Questo è il base termine. cellulosica. Sì. Cellulosica. Buongiorno a tutti. Buongiorno, benvenuti. Stamattina parliamo e lo abbiamo voluto perché c'è una nuova campagna di ulteriore sensibilizzazione nei confronti dei cittadini che è mirata alla carta. C'era la necessità di fare questa, diciamo, campagna? Beh sì, intanto devo dire che noi già come comune, come amministrazione abbiamo in piedi tante azioni di sensibilizzazione verso i cittadini, i bambini, penso alle scuole e quindi queste associazioni come Comieco per esempio ci vengono a supporto con altre iniziative. Questa è un'iniziativa proprio mirata, è molto importante perché segna un passo significativo verso una gestione più sostenibile ovviamente dei rifiuti nella nostra città e quindi sensibilizzare questo, poi l'attività spiegherà qui il nostro amico, sensibilizzare i cittadini a conferire correttamente il cartone delle bevande nella carta e non nell'indifferenziato, cosa che purtroppo avviene spesso nella nostra città, migliora ovviamente il riciclo e fa bene all'ambiente. Ecco. Allora, cerchiamo di capire perché molte persone dicono, vabbè, metto il cartone delle bevande, lo metto magari nell'indifferenziato. Perché bisogna differenziare bene? Perché c'è una fase successiva in cui avvengono poi altri passi che ci consentono di portare, diciamo, il livello, di alzare il livello di questa differenziata, no? Di qualificare la differenziata. Innanzitutto parliamo di cartoni per bevande, che sono contenitori in poliaccoppiato. Cosa significano i cartoni per le bevande? Così magari sì, sono quelli i contenitori del latte, del succo di frutta, della passata di pomodoro. Quindi non vanno sono Tetra Pak quello, Tetra Pak, no? Sì, Tetra Pak è una marca e quindi è un tipo di imballaggio di poliaccoppiato. Ci sono altre marche. Sì. Prettamente si dividono in due tipi, c'è il Tetra Pak che è composto da 3 materiali differenti, carta per il 75%, polietilene per il 20%, alluminio per il 5% e sono destinati ai prodotti che devono essere tenuti per lungo tempo a temperatura ambiente. Quelli per il latte fresco ad esempio, che deve essere consumato entro pochi giorni e va nel frigorifero, è composto da due materiali, carta e plastica e polietilene, ma sono tutti materiali che possono essere differenziati. I contenitori per bevande devono andare a Catania nella raccolta della carta perché arrivano in una cartiera dedicata, la cartiera Lucart, che separa meccanicamente i 3 materiali e con questi materiali produce differenziati, con questi materiali differenziati produce nuovi La mia prodotti. curiosità, ma io sono l'utente, guardo questo, diciamo, contenitore, c'è scritto dove va messo oppure non è indicato su questi, diciamo, particolari imballaggi? Allora, perché questo mi aiuta, cioè se il produttore dell'imballaggio mi dice dove devo differenziare, noi stiamo dando qui l'informazione, però io a casa posso, se ho un dubbio, posso leggere, lo metto nella carta oppure non lo metto nell'indifferenziato. Esatto. Ci sono le indicazioni, solitamente viene messo di verificare le modalità di raccolta del comune. A Catania va nella raccolta della carta perché va in un impianto che riesce a separare i contenitori per bevande dalla carta. In altre zone può andare nel multimateriale leggero, ad esempio a Palermo va insieme alla raccolta quindi della plastica. Noi ci stiamo concentrando stamattina su Catania e quindi quelli che sono, diciamo, i cartoni per bevande, per imballaggi, vanno nella carta, poi ci sarà, diciamo, la struttura che riceve questi materiali in maniera, diciamo, sistematica, perché sono delle macchine che fanno questo lavoro, a differenziare. Adesso vado di nuovo dall'assessore Pesce perché diciamo che la città di Catania
produce tanto, ma tanto, diciamo, cartone, tanta carta. Singolarmente insomma, si parla di circa 125 tonnellate di cartoni che possono diventare addirittura 300 tonnellate, quindi c'è davvero tanto da poter, diciamo, differenziare e smaltire. Assolutamente, assolutamente sì, infatti noi crediamo tantissimo in questa campagna di sensibilizzazione, quindi il nostro invito del sindaco Trantino, di tutta l'amministrazione, è quella appunto a partecipare attivamente a questa iniziativa. E noi abbiamo avvertito una sensibilità maggiore nell'ultimo periodo dell'anno. Speriamo che l'anno del 2025 sia l'anno appunto della svolta, del cambio di passo nella raccolta dei rifiuti in questa città, e quindi noi invitiamo a questi comportamenti virtuosi, perché per il bene della città, per il bene dei cittadini, per il bene dell'ambiente. Quindi noi continueremo insieme a loro e insieme alle altre organizzazioni che curano il riciclo, che appunto hanno a cuore il tema dell'ambiente e dei rifiuti, ma soprattutto noi mettiamo in campo tante iniziative anche di tipo strutturale per migliorare la raccolta di rifiuti, ma è necessaria la collaborazione, la chiediamo ulteriormente, la collaborazione dei cittadini. Abbiamo avviato anche un'azione di repressione molto importante nei primi mesi del 2025, perché appunto per chi non si comporta bene purtroppo è necessario, e quindi abbiamo tante necessario situazioni. Per il bene di tutti noi. Per il bene di tutti noi è necessario. Stiamo magari andando oltre rispetto all'argomento di oggi, però la raccolta differenziata purtroppo è un tema proprio centrale per la nostra amministrazione, forse uno dei primi punti dell'agenda politica del sindaco Trantino. Adesso parliamo di Comieco, perché voi siete degli esperti, no? Siete, diciamo, il Consorzio Nazionale per il recupero e il riciclo proprio degli imballaggi, nel caso specifico proprio di questo tipo di... Ma cosa bisogna fare? È un problema culturale, cioè per incentivare, perché ci sono delle belle realtà, esistono delle belle realtà, forse, diciamo, le realtà più piccole accolgono meglio e sono più pronte a recepire queste, non dico innovazioni, perché ormai la raccolta differenziata si fa da decenni, non si fa da 2 giorni o da 2 mesi, però perché le piccole realtà sono più brave, mettiamola così, da questo punto di vista, mentre le città metropolitane in Sicilia arrancano? Allora, sì, per la vostra esperienza? Sì, nelle realtà più piccole è più semplice fare comunicazione, magari si fa una comunicazione porta a porta, nelle grandi città è già più difficile, però Catania ha imboccato un'ottima strada quando ha deciso di eliminare i cassonetti, da un giorno all'altro, senza, o comunque con vari step, senza lasciarli. Adesso bisogna migliorare la qualità, quindi bisogna puntare sulla comunicazione, sempre più spinta, far capire ai cittadini che con il riciclo del materiale e con la qualità si hanno solamente dei vantaggi. Più la raccolta è di qualità, più la raccolta è pulita, più vantaggi si hanno per le famiglie, per la cittadinanza. Quanto è importante arrivare nelle scuole? Importantissimo, questo è importantissimo, perché tutti i consorzi di filiere, anche Comieco, ci puntano, perché si parla dell'educazione dei futuri cittadini, e quindi ci sono dei progetti specifici per i bambini. Comunque Comieco e anche gli altri consorzi di filiera finanziano i progetti che i comuni mettono in pratica, e abbiamo anche con il comune di Catania, attraverso Conai, abbiamo in programma un prossimo intervento proprio sulla comunicazione. Siamo, non dico quasi sulla fine del nostro incontro, però ci avviamo. Però adesso questa campagna che finirà il 23 marzo, grosso modo. Il 24. Il 24 marzo, insomma, è una campagna che dura un mese, poco meno di un mese, che ha dunque questo obiettivo, l'obiettivo di capire come si fa la raccolta. Ci saranno, della carta, ci saranno altre campagne mirate anche su altre
che ne so, sulla plastica? Sulla plastica. Allora, sulla plastica faremo a breve con un altro consorzio, col Corepla, installeremo nel 2025 30 macchine mangiaplastica. Ne metteremo 8, credo, forse entro il prossimo mese. E tra l'altro con un sistema premiante, quindi per chi conferirà la plastica in quelle macchinette avrà uno scontrino, quindi avrà poi dei premi, un sistema tra virgolette premiante per chi conferisce bene, proprio perché vogliamo appunto infondere un messaggio di tipo culturale, di far bene la raccolta differenziata, perché poi la cosa che interessa più ai cittadini, che è sempre l'argomento, quello della Tari. Cioè la Tari, noi potremmo avere una diminuzione della Tari concreta, strutturale, non il rimborso che noi faremo, abbiamo già fatto per quest'anno minimo, ma comunque per dare un segnale ai cittadini. Dico, una riduzione strutturale della Tari si può avere soltanto con una vera e propria raccolta differenziata fatta bene, che sia ad una soglia che ci metta in linea col resto del paese. Arrivare al 50-60% almeno di raccolta differenziata ci potrebbe consentire di ridurre la Tari a tutti i cittadini. Un dato sulla raccolta della carta? Sì. Abbiamo un dato sulla carta, come va la carta in generale e se Catania si discosta tantissimo? Sì, io volevo fare una precisazione su quello che diceva prima. Le 125 tonnellate sono quelle di cartoni per bevande che si prevede di separare, dalla raccolta. Si punta a raddoppiare queste 125 tonnellate con questa campagna di comunicazione. A Catania si raccolgono, nel 2024 si sono raccolte 8.800 tonnellate di raccolta dalle famiglie, 5.500 tonnellate di cartone dai commercianti. Quindi è una quantità notevole. La raccolta è in crescita dal 2018, si deve puntare sulla qualità. E la raccolta della carta col sacchetto in plastica non va bene, il sacchetto in plastica non deve essere usato, devono essere usate le attrezzature che il comune ha distribuito e distribuisce ancora. Quindi i cosiddetti mastelli? I mastelli carrellati per i condomini. E quindi non esporre con il sacchettino di plastica? Perché quello è ricettacolo di altro materiale. Il sacchetto con l'indifferenziato può essere benissimo messo accanto al sacchetto con la carta e questo inficia la qualità della raccolta. Benissimo, grazie per queste informazioni utilissime, grazie all'assessore all'ecologia del Comune di Catania Massimo Pesce, grazie anche a Marco Mursia che è il referente di Comieco, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica. Torneremo a parlare di raccolta differenziata e lo faremo sempre perché è importante e fondamentale. Ci dobbiamo fermare pochi momenti e poi altro tema, altro argomento, stavolta parleremo della riforma del servizio sanitario che riguarda i medici di famiglia. A fra pochissimo. Bentornati a Buongiorno Sicilia. Adesso, l'abbiamo accennato prima, parliamo di una riforma, si sta discutendo una riforma del servizio sanitario che riguarda proprio i medici di famiglia. Buongiorno al dottore. Grazie a voi per il gradito invito. Dottore Domenico Grimaldi, che è il segretario generale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale di Catania, ma anche professore di Medicina Generale all'Università di Catania. Allora, professore, fa discutere questa riforma, perché fino ad oggi il medico di famiglia in qualche modo è convenzionato, no? Con il Servizio Sanitario Nazionale. Potrebbe, se passasse questa riforma, diventare un dipendente del Servizio Sanitario Nazionale. Pro e contro ovviamente si dividono qua le parti, ognuno ha una sua posizione, però andiamo con ordine. Che cosa succede oggi? Succede che il medico di famiglia si convenziona apre uno studio che è privato, lo gestisce, fa tutto quello che può in piena autonomia e quindi dedica un certo numero di ore ai suoi pazienti durante la settimana. Se dovesse passare questa riforma,
le cose cambierebbero. Allora, cerchiamo di capire che cosa prevede questa riforma. Io dico subito, poveri cittadini se un medico di famiglia diventasse dipendente. Glielo dico facendo un paragone. Se la dipendenza è la soluzione dei problemi della sanità italiana, ovviamente tutti quelli che sono dipendenti all'interno del servizio sanitario avrebbero risolto il problema, mentre invece noi abbiamo in ogni angolo, in ogni dove, lamentele anche riguardo l'organizzazione dei servizi ospedalieri, cioè di tutte quelle cose che da secoli sono, come dire, svolte attraverso personale dipendente. Questo è un falso problema, perché non è l'aspetto giuridico che cambia la qualità dell'assistenza. La qualità dell'assistenza cambia solo se vengono rispettate quelle regole che vengono sottoscritte e se da una parte, io dico questo, io dico anche che la stragrande maggioranza dei medici di famiglia oggi fa quello che può rispetto al passato per l'enorme sovraccarico burocratico che è dato al medico, che è diventato piuttosto che la persona accanto alla famiglia, la persona accanto al proprio paziente, è diventato anche la persona, diciamo, che deve regolare delle leggi economiche dei governi o dello Stato, e quindi queste cose mal si conciliano da questo punto di vista. Professore, adesso non entriamo anche nei particolari, perché questo nuovo modello prevederebbe anche una diversa formazione dei medici, nel senso che ci sarebbe una parte dedicata alla formazione che è affidata alla regione, se non dico male. Le regioni italiane da sempre hanno affidato la formazione dei medici di medicina generale, perché a livello europeo, io ho fatto parte di una commissione europea per 5 anni che si è occupata di sanità, ovviamente nel territorio, certo. E le devo dire assolutamente che sono pochi gli stati in cui il medico è diventato dipendente, e in genere sono degli stati a basso livello come dire, economico e sociale. Portogallo, le faccio un esempio, o altri. In genere i grandi stati europei hanno una medicina generale che è partita col piede del sistema dei rapporti fra medico e società, e grandi e buoni sono i risultati. Ma veda, per il cittadino quello che conta è che il medico abbia voglia di fare quello che lo Stato e l'Europa oggi dice debba essere fatto nel territorio. Già noi nel 2024, quindi non tanto tempo fa, abbiamo firmato un contratto di lavoro che ci vede presente anche nelle case di comunità, come vuole lo Stato, per il gran timore che ha di avere speso un mare di quattrini senza risolvere i problemi della sanità pubblica. Noi abbiamo detto che siamo disponibili a partecipare, quindi nessuno potrà mai dire che questo non è vero. Il Presidente del Consiglio, devo dire, ultimissimamente, nonostante questa apparente diatriba sul piano giuridico, ha detto che ha meglio approfondire, perché probabilmente, come dice anche un partito che non voglio nominare, i medici di famiglia starebbero meglio convenzionati perché sarebbero più vicini ai loro pazienti. Dottore, guardi, io adesso cerco di spiegare a casa che cosa succede, perché non è cosa potrebbe succedere. Tutto è legato chiaramente al PNRR, di cui lei in qualche modo ha accennato, perché ci sono poi queste strutture territoriali che una volta fatte devono avere però delle persone che lavorino in queste strutture. Che cosa si chiede al medico di famiglia, che ha fino a 400 pazienti? Di dedicare a questi pazienti 6 ore della settimana, 6 ore a 400 pazienti, il resto, perché dovrebbe fare 38 ore come dipendente del servizio sanitario, il resto invece andrebbe dedicato a queste strutture, fare servizio in queste strutture. Questo perché? Per essere più vicino al territorio, questo è l'obiettivo. Nel caso in cui però il medico di famiglia dovesse avere oltre 1500 pazienti, queste ore da dedicare diventerebbero 24. Insomma, questa è la proporzione nell'ambito delle 38 ore comunque settimanali da fare. Adesso io mi chiedo da cittadino, attenzione, questa è una domanda, un'osservazione che mi è venuta quando ho letto quello che si prevede, ma 6 ore a 400 pazienti, quanto tempo può dedicare? Non dico che tutti e 400 saranno malati questi pazienti, ma mettiamo che siano 50 questi pazienti malati. In 6 ore il medico quanto tempo potrebbe dedicare alle persone che hanno necessità? Sì, il problema serio è questo. I medici diventeranno a 38 ore
quando sarà approvato il nuovo contratto di lavoro o il passaggio alla dipendenza. Questo diventa un fatto tecnico di cui stiamo parlando, però devo dire che lo Stato italiano non può assumere i medici a dipendenza, perché le leggi dello Stato lo impediscono, perché il medico di famiglia è un medico che non ha specializzazione. Le leggi dello Stato impediscono allo Stato di assumere medici che non siano specialisti. Detto questo e archiviato, dico, la gente da casa deve capire che è vero che non fa suo problema, perché non li possono assumere per due ordini di ragioni. Un ordine è giuridico, con leggi dello Stato. Un altro ordine è che non hanno il denaro per poterli assumere. E quindi io dico, ma qual è veramente il problema? Non è che per caso vorrebbero eliminare il rapporto con i medici di famiglia e i pazienti e poi dire sta riforma è fallita, diamola ai privati. È una domanda che io mi faccio, però dico non è che ho gli elementi per poterlo dire. Quindi diciamo, cittadini, ritenetela una mia supposizione, fra l'altro sono pure avanti negli anni, può darsi che sia diventato rincretinito, però dico, noi siamo pronti a fare le 38 ore che lo Stato vuole che vengano fatte, ridiamo quando lo Stato fa finta che ci vuole assumere. Una parte dei medici di famiglia in Italia, lo 0,9% per fare i numeri, cioè io dico sono abbondanti, l'1% dei medici italiani gradirebbero il passaggio alla dipendenza. Io dico, vabbè, ma tutto il resto non lo vuole fare. E allora io dico, noi come associazione che siamo circa l'85% dei medici italiani, abbiamo fatto dei sondaggi, abbiamo affidato all'esterno dei sondaggi, tutto dice che il cittadino vuole bene il suo medico di famiglia, capisce le difficoltà in cui lavora e non lo vuole toccato. Io ho scritto a tutti i sindaci della provincia di Catania, così tutte le province italiane hanno fatto ai sindaci delle loro province di essere chiamato, perché il sindaco è autorità sanitaria locale, per sentire le ragioni della professione rispetto a questo balletto statale che in realtà non ha nessun fondamento. No, poi la chiudiamo. È una mia opinione, ovviamente. Però attenzione, potremmo andare avanti a non finire su questo tema, perché poi dico io, si dice di non andare ad affollare le strutture pubbliche quando si ha, non so, mal di testa, la febbre, non si deve andare in ospedale. Ma se non c'è più il medico di famiglia a cui ci si deve rivolgere, si va nelle strutture territoriali e queste strutture territoriali, faccio un'osservazione, che tipo di possibilità hanno di poter recepire le richieste che arriveranno? Perché poi non si andrà al pronto soccorso, ma si andrà alla struttura territoriale, che sarà una sorta di pronto soccorso, diciamo, del territorio. Dottore, sinteticamente, la prego, mi permetta di rispondere. Io, insieme ad altre associazioni professionali, sto facendo la prima esperienza di casa di comunità nella città di Catania, lo dico ai cittadini che lo sapranno a breve, che entrerà in funzione. E i medici di famiglia stanno andando, cioè vanno a fare quello che lo Stato ha detto che non sono in grado di fare o non vogliono fare, meglio ancora. Io dimostrerò nei fatti che al San Luigi il cittadino verrà preso in carico dai propri medici di famiglia, da un sistema che si chiama continuità dell'assistenza H24, 7 giorni su 7, a dimostrazione che il problema non sono i medici di famiglia, il problema è il tentativo di rompere la relazione con i pazienti, che è talmente forte che può dare fastidio a qualcuno. Grazie, è stato chiarissimo, grazie al dottor Domenico Grimaldi, che è il segretario generale della Federazione Italiana di Medici di Medicina Generale, ma anche docente di Medicina Generale all'Università di Catania. Ne parleremo ancora, immagino, di questo tema, perché è un tema che in qualche modo coinvolge sì. Tutti. Ci dobbiamo fermare ancora. Prossimo tema è un tema ostico, parleremo di rottamazione quater, parliamo di fisco. A dopo. Rieccoci insieme a Buongiorno Sicilia, materia ostica, quella del fisco, e allora con noi c'è un'esperta. Buongiorno. Buongiorno. Grazie alla dottoressa Eleonora Contarino, che è segretaria dell'Ordine dei Commercialisti, diciamo, di Catania. E chi meglio di lei, insomma, ci può dare indicazioni, perché si parla di rottamazione quater, quindi significa che si va avanti, le rottamazioni non è unica, non ce n'è soltanto una, ma ce ne sono tante. Perché questa rottamazione arriva? Perché è inserita nel cosiddetto decreto mille proroghe, che è stato già approvato, ha avuto il via libera. Che cosa succede tecnicamente?
chi è che può avere accesso a questa rottamazione e chi no, così siamo chiari. Allora, si tratta di un ripescaggio, di un salvagente offerto a quei contribuenti che per dimenticanza, per impossibilità non hanno adempiuto al pagamento di una o più delle rate della rottamazione quater. Non è una nuova rottamazione, questo è bene dirlo, se ne parla da diverso tempo, ma non abbiamo nessuna nuova rottamazione, è la rottamazione quater cui era possibile aderire entro il 30 giugno 2023. Le rate erano in scadenza a partire da ottobre 2023, 18 rate, ma è capitato a più di un contribuente, sono quasi 500.000 in Italia i contribuenti che sono decaduti dai benefici della rottamazione, di non riuscire a pagare una o più rate, di pagarle in ritardo e quindi di decadere. E loro hanno la possibilità di essere ripescati. Si può fare questa, diciamo, si può aderire a questa rottamazione quater con un pagamento anche a rate? Sì, assolutamente, c'è la possibilità per chi voglia essere appunto ripescato di presentare un'istanza entro il prossimo 30 aprile e poi di chiedere se il pagamento dovrà avvenire in un'unica o in 10 rate, le prime 2 nel 2025, il 31 luglio e poi a fine novembre, le restanti 8, 4 nel 2026, nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre, altre 4 nel 2027. Negli stessi mesi. Negli stessi mesi, che sono poi le scadenze originarie della rottamazione quater per chi non è decaduto, per chi ha continuato puntualmente a pagare. C'è un paradosso in tutto questo. Il paradosso qual è? Che i contribuenti che hanno in qualche modo rispettato tutte le scadenze, tranne quella finale, non possono, diciamo, fare parte di questo ripescaggio. Tecnicamente chiamiamolo così. Sì. Perché? C'è un motivo? Allora, il beneficio è riservato dal decreto mille proroghe che è stato convertito proprio da pochissimo in legge, è riservato a chi è decaduto al 31 dicembre 2024. Quindi la 7ª rata della rottamazione è in scadenza tra 2 giorni, il 28 febbraio, ci sono sempre i 5 giorni di tolleranza, però chi è in regola deve assolutamente rimanere in regola, deve pagare senza possibilità alcuna, se non nei 5 giorni di tolleranza, di non pagare, perché altrimenti perderebbe i benefici a dispetto di chi invece non ha pagato magari neanche una delle rate della rottamazione quater e oggi invece può rientrare in corsa. Insomma, diciamo che è una sorta di rompicapo. Tutto quello che è il fisco, tutto quello che appartiene alla materia fiscale non è facile, non è di facile, diciamo, non solo applicazione, ma anche per essere recepita dal contribuente, che ha bisogno sempre poi degli esperti per poter venire a capo di questa situazione. Quindi abbiamo detto che è una sorta di sanatoria, possiamo dire? Sì, di fatto la rottamazione quater è stata, ancor più delle versioni precedenti, delle edizioni precedenti della rottamazione, una bella occasione per i contribuenti non in regola, perché oltre allo stralcio delle sanzioni hanno potuto usufruire dello stralcio degli interessi, non solo gli interessi di mora ma anche gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, dei compensi da riscossione, quindi non un condono perché la sorte capitale andava pagata per intero, va pagata per intero, però certamente un grosso beneficio, un grosso aiuto a chi non era in regola. D'altra parte presentare, anche solo presentare l'istanza o oggi ripresentarla per essere riammessi, blocca tutto, blocca le procedure esecutive, blocca i fermi, ti consente di essere in regola con la pubblica amministrazione, se si tratta di somme pendenti con l'INPS o con l'INAIL anche di avere il DURC, quindi è certamente un grosso aiuto che viene dallo Stato ai contribuenti in difficoltà. Quindi diciamo che non è rivolta soltanto al singolo cittadino, al privato, ma anche alle aziende. Assolutamente, anche alle aziende che anzi spesso colgono in questo tipo di strumenti, come anche nella semplice presentazione di un'istanza di rateizzazione, il modo per rimettersi in regola, rimettersi in carreggiata e non avere problemi nei rapporti appunto con le pubbliche amministrazioni. Allora, volendo tirare le somme, la sintesi di questa nostra conversazione breve ma sintetica e soprattutto comunque di sostanza.
Tutto questo si può fare entro il 30 aprile? Entro il 30 aprile chi vuole essere ripescato ha questa chance. Da qui a brevissimo usciranno i modelli da parte di Agenzia delle Entrate e Riscossione, si prevede entro il 16 di marzo, quindi è bene farlo prima possibile, soprattutto se si hanno in corso procedure, si pensa possa intervenire un fermo della propria auto, ecco, è bene presentarla al più presto l'istanza, in ogni caso non oltre il 30 aprile. Ma se si dovessero avere dei dubbi, se posso io poter beneficiare di questo ripescaggio, ormai il termine l'abbiamo, diciamo, sdoganato, come si può fare? Cosa può fare il cittadino? Bisogna rivolgersi magari a un commercialista. Magari, che ne so, attraverso il cassetto fiscale riesce a risalire... In realtà non è attraverso il cassetto fiscale, ma attraverso la propria posizione riservata su Agenzia delle Entrate e Riscossione. Lì è possibile visualizzare quella che è la propria posizione, quindi i ruoli, e da lì anche capire quelli che sono i ruoli che possono rientrare nella rottamazione quater, perché attenzione, non tutte le cartelle possono rientrare. E quali sono queste cartelle? Sono quelle che sono state affidate alla riscossione entro il 30 giugno 2022. Per le successive non c'è nulla da fare se non pagare o rateizzare. Quindi insomma abbiamo dato informazioni utili, importanti, speriamo che si possa... chi ha queste difficoltà possa appianare, possa mettere diciamo, è un'altra al posto. Occasione. È un'altra occasione. Grazie alla dottoressa Eleonora Contarino, che è la segretaria dell'Ordine dei Commercialisti di Catania, e speriamo di avere chiarito le idee, di essere stati, diciamo, piuttosto efficaci nel messaggio che abbiamo dato ai contribuenti, tanti contribuenti che si ritrovano, sono tanti nella provincia di Catania ad avere questo a Catania non abbiamo statistiche, diciamo così, focalizzate, ma in tutta Italia quasi 500.000, quindi comunque una cifra. Sì. Una cifra importante. Grazie, buon lavoro. Grazie a lei. Ci fermiamo, sono le pillole di Almanacco e poi subito dopo saremo più leggeri, molto più frivoli da un rompicapo come il fisco. Parleremo di stelle con l'oroscopo. A dopo. Oggi, 26 febbraio, è la giornata mondiale del pistacchio. Come sappiamo, il pistacchio è il simbolo della città di Bronte, in provincia di Catania, e della sua economia, tanto che per il suo valore questo frutto si è guadagnato l'appellativo di oro verde. Il World Pistachio Day è un'occasione per promuovere uno degli alimenti più amati al mondo, fonte di fibre, proteine, vitamine e minerali essenziali. È ricco di antiossidanti e contiene grassi sani che contribuiscono a una dieta equilibrata, oltre a essere in grado di supportare la salute cardiaca, ridurre il rischio di diabete e migliorare la salute degli occhi. Ma che caratteristiche hanno i cristalli? I solidi cristallini sono strutture costituite da particelle ben ordinate con disposizioni ripetute di atomi. Tra questi i minerali vengono cristallizzati da processi geologici nel substrato roccioso della Terra, quando la roccia fusa si solidifica. Possono crearsi anche da una soluzione quando l'acqua deposita i minerali disciolti, oppure per altre condizioni specifiche di calore e pressione. I cristalli possono raggiungere dimensioni enormi. Pensate che i cristalli naturali giganti di gesso possono arrivare a pesare fino a 50 tonnellate. Eccoci, è il momento di scrutare le stelle. Buongiorno, grazie per essere con noi anche oggi a Marco Amato. Grazie a voi, buongiorno Angelo e buongiorno Sicilia. È una tazzina che ha dei colori, c'è il giallo, c'è il verde, se non dico male. C'è qualche altro colore? No. No, è doppiamente variopinta, è una raku, è artigianale, è una ceramica che a me piace moltissimo perché viene cotta ad altissime temperature e si formano proprio nella raku quelle crepe da cristallizzazione che la rendono molto particolare. Una tazza colorata solo con 2 colori, proprio perché oggi vi volevo parlare di un duetto molto ma molto speciale. Ovviamente il nostro argomento preferito, Angelo, musica. E quindi vi parlo del duetto di Cesare Cremonini e di Elisa. Allora, hanno annunciato l'uscita del suo Cesare Cremonini ultimo album, ma Alaska Baby è un pezzo che hanno presentato in 2. Le collaborazioni continuano, ma
Qual è il feeling che lega questi due cantanti, questi due artisti amatissimi e apprezzatissimi? Cesare Cremonini è un Ariete, Elisa Toffoli è una Sagittario, due segni di fuoco, assolutamente energia, forza canora, vitalità, ma c'è un passaggio zodiacale importantissimo che riguarda appunto entrambi i segni zodiacali. Nettuno, il pianeta delle arti e della musica, sta per spostarsi, già fa sentire la sua influenza, nel segno zodiacale dell'Ariete. Nettuno peraltro è anche uno dei due pianeti del Sagittario, per cui arte e musica legheranno in maniera assolutamente forte queste due entità artistiche. Cosa ci si aspetta per il futuro? Nettuno è una marea di flussi e di riflussi, assolutamente romantico, parlerà sicuramente un po' più d'amore. Ebbene, ci aspettiamo grandi cose da questo duo zodiacale che sembra legato dalle stelle e dalla forza del pianeta del mare e delle arti. Andiamo a noi, oggi una luna in Acquario. Velocemente vi racconto che per Ariete è assolutamente cominciano a farsi sentire i prodromi di tutta una serie di passaggi planetari. Siamo vicini all'equinozio, vi ricordo che l'Ariete si sta caricando d'energia per esplodere. Toro, decisamente questa luna è un po' storta, elettrica, quindi oggi i Toro un po' nervosi, non premete troppo sull'acceleratore, siete più diplomatici. Gemelli, luna di Trigono, perfetta per voi, quindi oggi estro e fantasia in più. Cancro, è il vostro pianeta la luna, nel segno della fantasia colora i sogni di una ottava superiore in più, quindi oggi più vibranti, più emotivi, ma non esagerate con le emozioni. Leone, il vostro cielo oggi vede la luna in opposizione, quindi un gioco di tensione e di specchi tra voi e il partner. Attenzione. Vergine, giornata oggi che lascia spazio un pochino di tecnicismo e vi metterà nelle condizioni di ascoltare qualcuno che ha ragione magari su un punto di vista che voi non vedete. Bilancia, luna di Trigono per voi ottima, parla d'amore e di passione, forza, riprendetevi. Scorpione, una giornata oggi di luna in quadratura, quindi anche per voi un po' di tensioni che hanno a che fare soprattutto con il luogo, la logistica, la casa e il lavoro. Fuggite un po'. Sagittario, a proposito di fuga, ottima questa luna amica che vi porta di nuovo a comunicare, giornata molto votata al sociale. Capricorno, una giornata oggi che parla di economia, di finanza, di prospettive e soprattutto di un progetto a lunga scadenza, voi ne fate sempre tanti. Acquario, la luna oggi è da voi, non amate molto la lunarità, vi rende emotivi e ballerini, ma abbracciare un po' l'emozione ogni tanto fa bene anche a voi che siete il segno dei ghiacci. Pesci, giornata oggi molto intuitiva perché la luna è nel segno precedente a voi. Quando è così i pesci sviluppano una maggiore capacità empatica di quella che già normalmente non hanno. Oggi capirete le ragioni di tutti. Vi auguro una bellissima giornata. Buongiorno Sicilia. Buongiorno a te Marco, ci vediamo domani mattina, torniamo ai quotidiani da Lorena Dolci. C'è una curiosità che riguarda il cinema? Ecco, lo vediamo subito, è il ritorno del principe, parliamo del Principe di Salina, il Gattopardi del film e poi del celeberrimo film di Luchino Visconti che adesso invece diventa serie con Kim Rossi Stewart che appunto sarà, ricoprirà il ruolo che fu di Burt Lancaster, mentre Deva Cassel e Angelica, fidanzato sul set ma anche nella vita con Saul Nanni che interpreta Tancredi. Deva Cassel è la figlia di Monica Bellucci, ma non mi ispiro a Claudia Cardinale, dice, e naturalmente un confronto molto difficile. Riusciranno a far dimenticare Alain Delon e Claudia Cardinale eppure Burt Lancaster? Vediamo qui queste due coppie a confronto, da una parte appunto Claudia Cardinale e Alain Delon, due bellissimi dell'epoca, e oggi questi due giovanissimi e bellissimi che si sono innamorati sul set, per completare con questa nota di colore. Ma la vera novità di questa nuova trasposizione sul piccolo schermo è il ruolo di Concetta, la figlia prediletta del Gattopardo, interpretata da Benedetta Porcaroli, che è decisamente più al centro della scena, un personaggio che era marginale nel film e che invece qui acquista un nuovo ruolo un po', possiamo dire, femminista. A te Angelo. Grazie Lorena, l'appuntamento con Buongiorno Sicilia domani, come sempre chiudiamo in musica e andiamo indietro negli anni, siamo al 2001 con Luce, questa è la canzone che sentiamo di Elisa. A tutti una buona giornata.